Siamo con il sindaco di Porto Empedocle, ecco, ci aggiorni delle iniziative che sono state finanziate per il vostro comune. Iniziative ne sono state finanziate tante, dopo anni di semina stanno arrivando i frutti di questo intenso lavoro. Oggi abbiamo parlato di questa iniziativa che avevamo cominciato a intraprendere nel 2017, come vedete la burocrazia è tanta, però siamo finalmente all'inizio dei lavori e delle attività di questo centro che arricchirà questa comunità. Ringrazio il Presidente della Proloco, l'ingegnere Savatteri, sono battaglie che abbiamo condotto insieme, lui naturalmente in prima persona, però con tutto l'aiuto da parte della nostra amministrazione, perché riteniamo che in questa zona, alle spalle del municipio, un centro in cui possano svolgersi attività coinvolgenti per i giovani, per gli anziani, per coloro che vogliono fare cultura, sia una cosa essenziale. Mancava e d'ora in poi lo avremo. Penso che la realizzazione, non so, ci vorrà qualche mese, e quindi però già iniziano i lavori e sono felice che questo frutto dell'amministrazione venga in questo momento, perché per noi è molto importante, è una soddisfazione anche morale vedere finalmente il frutto di tante fatiche. Assessore Salvatore Di Betta, Comune di Porto Empedocle, parliamo di queste iniziative che sono state finanziate e che a breve partiranno. Quali sono? Allora, abbiamo oggi l'onore di presentare queste due iniziative, che sono una legata all'Umbria Agrigento, un progetto seguito anche dalla nostra Proloco, dal Presidente Savatteri, che è stato sempre collaborativo con noi, e con l'occasione cogliamo anche il momento della presentazione del Galsicani, che è il progetto Mari e Monti, che abbiamo avuto da poco il decreto e che a breve poi inizieranno anche i lavori. Riqualifichiamo degli uffici comunali adibiti al turismo e sicuramente per i prossimi anni saranno di punto di riferimento per le prossime iniziative. Un duro lavoro dietro le quinte, di programmazione, di progettazione, di burocrazia, che poi porta ai risultati finali. Non tutto quello che si vede ora è il risultato finale, ma nei prossimi anni a venire saranno bellissime iniziative presentabili. Il ruolo è importante perché abbiamo, come Umbri Sicilia, abbiamo partecipato al bando PSR della Regione Siciliana, l'assessorato agricoltura, su 6 progetti presentati relativi a 6 province, e ben 5 progetti si sono classificati ai primi posti con il punteggio massimo di 100 su 100. Uno di questi riguarda il nostro comitato provinciale di Agrigento. Abbiamo ottenuto dal sindaco nel lontano 2017, come giustamente diceva, abbiamo ottenuto un locale comunale di prestigio ubicato nella piazza Vecchia, un locale di 80 metri quadri, ex biblioteca comunale. L'abbiamo avuto in comodato d'uso gratuito e lì faremo un intervento di riqualificazione per adibirlo a centro culturale e ricreativo, di informazione e accoglienza turistica, di coordinamento provinciale delle 12 Proloco che hanno aderito al progetto. Allora il progetto prevede, oltre a interventi di riqualificazione delle nostre sedi, delle Proloco partecipanti, prevede la realizzazione di questo centro, dove verrà realizzato un centro convegni di 60 posti, dotato di tutte le attrezzature multimediali all'avanguardia, cosa che mancava a Porto Empedocle. Ci sarà pure una sala di ingresso espositiva e ci sarà un ufficio attrezzato. Noi pensiamo di iniziare i lavori già a partire fra qualche giorno. Oggi pomeriggio abbiamo l'incontro con l'impresa, che è di Porto Empedocle, dopodiché passeremo alla fase. Intanto già abbiamo iniziato ad arredare le nostre sedi di Proloco e poi daremo le attrezzature informatiche. Dopodiché nel progetto dobbiamo realizzare 2 itinerari provinciali, itinerari naturalistici, e dopo passeremo alla fase della promozione dell'informazione attraverso materiale informativo multimediale.